Nuova giornata, amici di Skyland, dalla 74esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, qui al Lido di Venezia. Siamo proprio di fronte al Palazzo del Cinema, dove si susseguono le star internazionali che calcano il red carpet. Spazio quest'anno anche a due grandissimi nomi della storia del cinema internazionale, ovvero Jane Fonda e Robert Redford, che quest'anno riceveranno il Leone d'Oro alla carriera e saranno protagonisti anche di un film presentato da Netflix, ovvero intitolato Our Souls at Night, nonché Jane Fonda e Robert Redford, che furono protagonisti nel 1979 di uno straordinario film entrato proprio nella storia del cinema, ovvero Il Cavaliere Elettrico. Oltre a Jane Fonda e Robert Redford, questa 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia porta al Lido anche un altro grandissimo regista protagonista della storia del cinema, ovvero John Landis, che arriva qui come presidente di giuria della sezione dedicata alla realtà virtuale. E John Landis presenterà anche la versione restaurata e in 3D del famosissimo videoclip di Thriller di Michael Jackson, che ricordiamo essere stato tra i videoclip più costosi della storia della musica. Un altro grande protagonista del mondo del cinema internazionale in questa 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è il grande regista William Friedkin, che porta il suo ultimo film documentario intitolato The Devil and Father Amorth, che in molti già associano al suo più celebre film, ovvero L'Esorcista. E intanto da questa spiaggia incantata vi do appuntamento a domani!